Viste, mi piace muovere, vero? No, sempre ci sta. Vieni. Devo... Bravo.
Ciao.
morte che sei ragazzino, uno da facile. Faccio per Santa Maria, salute, volevo sapere che Polino, poi di che tanto,
Bravo! Bravo! Grazie. Ma guarda, non stavo sempre stato. Guarda, guarda.
buona. Buonasera a tutti e benvenuti a Forza Maggiore, che vi accoglie con emozione e tanta riconoscenza dopo aver celebrato con successo lo scorso anno il primo raduno delle zampogne di Sicilia. Siamo qui a continuare questo cammino che riporta in vita le antiche tradizioni musicali della nostra regione. Questa sera il centro storico si è animato con la vostra presenza, creando un'atmosfera festosa e vibrante. Come sostenitrice di questo raduno, comincio con il dirvi grazie, perché dove c'è musica vibra il cuore. Questo non è soltanto un evento musicale, ma un simbolo di unità e tradizione che non deve essere perso in un momento storico dove impera tanto individualismo e poca aggregazione. Ringrazio l'amministrazione comunale che ha dato il suo patrocinio a questa manifestazione. Ringrazio l'associazione Orchidea con il capo il presidente Anna Coppolino che ha sostenuto questa iniziativa allestendo la cena che più tardi si svolgerà nel suggestivo convento agostiniano. Ringrazio anche Monsignor Lillo Maiorano, parroco della nostra parrocchia, che ha aperto le porte di questo bellissimo duomo, accogliendo tutti noi e che tra poco benedirà questo momento. Un ringraziamento va a tutti i nostri sostenitori a vario titolo, hanno dato il loro prezioso contributo. Grazie di cuore a tutti gli zampognari. Pippo Carpita, un grande costruttore, Stefano Villarrera, anch'esso costruttore, Francesco Papa, Santino Scordino, Pietro De Pasquale, Angelo Maniscalco, Giovanni De Pasquale, Giuseppe De Pasquale, Giovanni Mazzù, Diego Pinto, Santino Ingeni, Maurizio Citala, Matteo Garofalo, Emanuele Di Grande, Davide Pellegrino, Nino Canistraci, Nino Catanese, Benedetto Isaia, anch'esso costruttore, Rosario Ferro, Giuseppe Ferraro. Grazie anche a Santino Basile, Margherita Bagalà e Mimma Giunta. Colgo l'occasione per fare gli auguri. Colgo l'occasione per fare gli auguri al signor Carpita, zampagnaro per passione e artigiano di grande fattura, che con dedizione e tanta bravura realizza zampogne da ben 50 anni. Devo aprire, no? Devo dire qualcosina. E allora, al signor Pippo Carpita, in occasione del secondo raduno dei zampagnari di Sicilia, a Forza d'Arco, con stima e riconoscenza ad una persona speciale. Grazie. Vogliamo congratularci per il suo 50 anni di attività e nella Zampogna a Paro, 04 gennaio 2025, Forza d'Arco. Io vi ringrazio a tutti. E vorrei dire che da 50 anni che costruisco il Zampogna, se vedete qua c'è una parte di queste zone che sono proprio
si vedeva che era un bel costruttore perché sapeva maneggiare bene le dita su vostro voi. Dopo tanti anni che sono fuori, che scombatto con i zampogni sera, notte, mattina, tutti i momenti a casa mia è sempre andato. Da gennaio a gennaio prossimo, quindi l'estate e Natale tutti i giorni quasi alla mia casa. Io vi ringrazio a tutti, grazie di cuore Ma ho dimenticato una cosa, io non so dove mettere ormai a casa mia, o largo la casa, potevo mettere uno sull'altro tutte queste zampognetti, diciamo, tutti questi riconoscimenti che sono andato da Augusta, una zampogna, mamma mia, c'è il posto dove sono andato dove la partita? Non c'è la partita. No, ma a piano tavola sono andato comunque non mi ricordo più, l'anno scorso sono andato a San Benedetto, mi hanno fatto una bellissima targa e questo lo ricordo. Ogni angolo dei miei mura ci sono targhe di questa roba qua. Mia moglie non ha bisogno di farla più pettinata. Grazie. Concludiamo e il ringraziamento speciale va anche agli organizzatori Antonio e Massimo che con entusiasmo e passione e amore si sono prodigati nell'organizzazione di questa bellissima manifestazione. Grazie ragazzi, come sempre non vi smettete mai. Buon anno a tutti, passo la parola a Monsignor Maiorana per la benedizione e poi ci possiamo spostare nel convento agostiniano. Mi unisco ai ringraziamenti, senza essere prolisso, soltanto un grazie che viene dal cuore per questo secondo appuntamento, nella speranza che ce ne siano ancora tanti altri. Grazie a tutti i presenti, grazie al maestro per il suo 50° di attività e ancora buon lavoro, ma insieme a voi desidero fare un applauso al più piccolo, ma il più bravo. Giuseppe, che ho capito viene da Barcellona, che è la nostra speranza. Bravo Giuseppe, vieni qua, vieni Giuseppe, un applauso. Bravo Giuseppe, vieni qua a casa. Da dove vieni? Dillo forte. A Barcellona, bravo Giuseppe. Sono sempre più convinto che voi siete un tassello fondamentale nel mosaico della nostra bella tradizione, che cerchiamo oggi forse più di ieri di recuperare sempre di più. Forza Ladrona è una testimonianza. E ancora qui si usa fare la novena del Santo Natale alle 6 del mattino. Quest'anno alle 5:30 Massimo con la zampogna ha girato per 9 giorni tutto il paese. Questo è un segno che ci teniamo e che speriamo di fare sempre di più e sempre meglio. Grazie a tutti voi. Grazie agli organizzatori Antonio e Massimo e su tutti voi invoco la benedizione del Signore. Rivolgiamo al Padre la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. La benedizione di Dio Onnipotente scenda su di voi, le vostre famiglie, la vostra passione e sui vostri desideri.
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie di vero cuore a tutti.